Il punto sui danni del maltempo questa sera a Lavagna con il presidente Toti e i sindaci del Tigullio. Nei prossimi giorni arriveranno i tecnici della Protezione Civile Nazionale per una verifica sulle difese a mare da ricostruire. A Rapallo sono ripresi i lavori per spostare 3 delle barche arenate sul lungomare. Questa notte è in previsione il trasporto verso Recco e di qui ai cantieri finali di destinazione. I 10 comandamenti sono la radiografia di Cristo, ci aiutano a desiderare il bene. Il Papa ha concluso così il ciclo di catechesi dedicate al Decalogo questa mattina all'udienza generale. Esempi di terra buona che produce e diventa modello di sviluppo. A Sestri Levante l'incontro Confini e Racconti ha presentato esempi dall'Africa e dall'Italia come il legame tra migrazione e ambiente. Santa Caterina è stata festeggiata dall'omonima confraternita Sestri Levante. In processione i 3 crocifissi lignei. Presto verrà allestito il presepe, le cui offerte verranno destinate ad interventi di restauro dell'oratorio. A Ne, in Val Graveglia, la cerimonia di premiazione del concorso Mieli dei Parchi di Liguria. Circa 1700 i produttori liguri, un mondo sommerso, importante anche per l'equilibrio biologico dell'ambiente. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio. Oggi è una serata di incontro per i comuni del nostro territorio con il presidente della regione Giovanni Toti, che è presente a Lavagna. L'incontro è in corso in questi minuti, è l'occasione per fare il punto sul maltempo di fine ottobre. Sono presenti i sindaci del Tigullio ma anche del suo entroterra, vedete le immagini, non soltanto la mareggiata ma tutte le problematiche legate al meteo che hanno interessato le amministrazioni del nostro territorio. Con Toti all'incontro è presente anche l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che ha annunciato che nei prossimi giorni nel Tigullio arriveranno i tecnici della protezione civile nazionale per una verifica delle difese a mare, insomma per vedere se è possibile ricostruirle in tempi brevi e quindi progettare una pianificazione di lavori. Toti ha promesso di lavorare anche per una soluzione alla direttiva Bolkestein che, come sapete, preoccupa i balneari già duramente colpiti dalla mareggiata. Vedete anche le immagini della riunione in corso, dicevamo, all'interno della sala consiliare del Comune di Lavagna. E una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in seguito dei danni causati dalla mareggiata di fine ottobre è stata presentata da Raffaella Paita alla Camera e Vito Vattuone al Senato. Si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare un adeguato sostegno economico ai territori colpiti e in particolare si suggerisce di lasciare alle amministrazioni la quota IMU di competenza statale, questo per finanziare gli interventi necessari alla difesa della costa ligure. E questa mattina a Rapallo sono iniziati i lavori per rimuovere la seconda delle 3 imbarcazioni che per prime saranno spostate dal lungomare, dove si sono accatastati diversi natanti la notte della mareggiata di fine ottobre. Siamo andati a vedere. Sono riprese questa mattina le operazioni di rimozione di 3 delle imbarcazioni spiaggiate nella zona dei Cavallini a Rapallo, in prossimità dell'hotel Rosa Bianca. I lavori, portati avanti da 2 ditte piemontesi altamente specializzate, con l'ausilio di SUB, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale per la parte relativa a sicurezza e traffico, consistono nella bonifica del carburante residuo, nell'imbragatura della barca, nella sua rimozione dalla spiaggia e nel successivo posizionamento sul bilico che ne garantirà il trasporto via terra. Chiusa questa fase, occorrerà proseguire il maxi lavoro di rimozione dei natanti affondati e danneggiati sulla passeggiata e all'interno del porto, iniziando dalla parte pubblica, ossia appunto dal lungomare di Rapallo. Stiamo lavorando su 2 fronti perché abbiamo la necessità di rimuovere i relitti presenti sia nella parte del porto pubblico che dalla parte del porto assentito in concessione al porto Carlo Riva, quindi parliamo di quell'area. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i relitti ovviamente vengano rimossi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni meteomarine e rispetto alle condizioni di sicurezza, ma nel dover individuare delle priorità sicuramente la priorità è quella di liberare il più possibile gli accessi pubblici, evidentemente. Quindi in funzione della mappatura che è stata fatta e che è in corso di definizione,
verranno congiuntamente alle ditte incaricate individuate delle priorità in maniera tale da procedere speditamente, garantendo appunto un sistema che funzioni e che sia continuo, che non debba essere interrotto se non dalla presenza di condizioni meteo marine avverse. In questo momento il porto è aperto? Assolutamente sì, come primo provvedimento con la collaborazione del comandante del porto, che è qua accanto a me, abbiamo deciso di fare che cosa? Di fare effettuare una video ispezione ai fondali da parte del nostro nucleo sommozzatori, quindi della Guardia Costiera. Questa video ispezione ci ha consentito di individuare un canale d'accesso sicuro e quindi individuare anche le zone dove erano principalmente concentrati, io li chiamo ostacoli alla navigazione, siano essi relitti piuttosto che porzioni di diga che sono crollati a seguito dell'evento del 29 ottobre. E una volta fatto questo, cosa abbiamo fatto? Con ordinanza abbiamo indicato a tutti qual era la via d'accesso sicura, in maniera tale da far sì che, compatibilmente con la situazione in atto, il porto non fosse totalmente pregiudicato. E questo è ciò che sta consentendo quindi un'accessibilità ancorché ridotta anche alle titolari di unità da diporto che non sono stati direttamente coinvolti dalla mareggiata. Il Codacons sollecita il porto di Rapallo a fornire sia all'associazione sia alle persone danneggiate i documenti relativi al cedimento della diga foranea, quindi eventuali indagini interne, rapporti di periti e tecnici, eventuali novità sul procedimento giudiziario, ma anche i documenti sui lavori relativi al 2004, alla manutenzione degli stessi e alle polizze assicurative. Di recente, spiega il Codacons, la società ha soltanto comunicato ai proprietari delle imbarcazioni affondate che dovranno provvedere a pagare il recupero dei relitti e il loro smaltimento. Il sindaco e il consiglio comunale di Santa Margherita Ligure invece hanno consegnato ieri sera un encomio ai soccorritori intervenuti la notte della mareggiata per il salvataggio di diverse persone in difficoltà. Il riferimento è al salvataggio delle 21 persone tra diportisti e marittimi rimasti bloccati sulla diga a Rapallo. Vedete le immagini. A ricevere il riconoscimento i sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Sull'encomio, tra l'altro, si legge: chiaro esempio di elevato altruismo, professionalità e senso del dovere. Cambiamo tema. CGIL, CISL e UIL del Tigullio richiamano ASL 4 e Regione ad un confronto costruttivo sul tema della riorganizzazione ospedaliera del territorio. Sul tavolo 3 problemi: il nosocomio di Rapallo, ancora sottoutilizzato e privo di un indirizzo chiaro e qualificante; quello di Sestri Levante, dove si riscontra un lento svuotamento con il trasferimento di reparti all'ospedale di Lavagna; il potenziamento dell'hospice di Chiavari che ancora non si è concretizzato. Per CGIL, CISL e UIL, ASL 4 e Regione sono spesso sfuggite al confronto, limitandosi ad annunci o informazioni su processi già conclusi. E sulla questione oggi è intervenuto anche il PD del Tigullio. In una nota firmata da Andrea Telchime e Alessio Chiappe si legge: la Regione è di fronte a un bivio, le scelte in materia di riorganizzazione impatteranno sul territorio per i prossimi decenni. Sono necessari investimenti importanti nell'interesse dei pazienti. Chiediamo, si conclude il comunicato, che la Giunta regionale faccia chiarezza attraverso un confronto reale che ad oggi non c'è stato. L'arte dei muretti a secco è stata inserita nella lista degli elementi immateriali riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, per il quale questo complesso sistema di opere d'arte e canali di irrigazione ha trasformato il paesaggio ligure. Patrimonio che dobbiamo tutelare, ha poi spiegato, per raggiungere, grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, dal 2015 ad oggi abbiamo finanziato oltre 100 km quadrati di muretto a secco. Cercheremo di recuperare ulteriori risorse lavorando sin da ora alla stesura del PSR 2021-2027. Siamo così all'informazione religiosa, veniamo all'udienza generale del Papa. Si è concluso il ciclo sui 10 comandamenti considerati dal Santo Padre l'autentica verità della vita umana. Sentiamo. Contemplare Cristo per aprirci a ricevere il suo cuore, per ricevere i suoi desideri, per ricevere il suo Santo Spirito. Questo è il senso del Decalogo che Papa Francesco spiega all'udienza generale in Aula Paolo VI, concludendo il percorso intrapreso nelle scorse settimane sui 10 comandamenti. Il frutto dello Spirito, dice, è amore, gioia, pace. Se sono i desideri malvagi che rovinano l'uomo, lo Spirito depone nel nostro cuore i suoi santi desideri, che sono il germe della vita nuova. La vita nuova, infatti, non è il titanico sforzo per essere coerenti con una norma, ma la vita nuova
È lo Spirito stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia di essere amati e la sua gioia di amarsi. Si incontrano le due gioie, la gioia di Dio di amarci e la gioia di essere amati nostra. Al termine dell'udienza c'è stato un fuori programma, un bimbo ha raggiunto il Papa per un saluto, poi è stato accompagnato dalla mamma e poi ancora a salutare Papa Francesco. È stata una situazione che ha permesso al Papa di fare una riflessione, l'ascoltiamo. Este chico no puede hablar, es mudo. Questo bambino non riesce a parlare, è muto, però sa comunicare, sa esprimersi e ha una cosa che mi fa pensare. È libero, indisciplinatamente libero. Indisciplinadamente libre. Però è libero e mi induce a pensare, sono anch'io libero così davanti a Dio? Quando Gesù dice che dobbiamo comportarci come bambini, ci dice che dobbiamo avere la libertà che ha un bambino davanti a suo padre. Credo che ha predicato per tutti noi questo bambino e chiediamo la grazia che possa parlare. Veniamo sul nostro territorio adesso. Confini e racconti dal mare alla terra è il tema dell'incontro che si è svolto ieri sera all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante. È il secondo appuntamento di un ciclo di conferenze curate da un gruppo spontaneo di cittadini, commercianti e associazioni del Sestrese. Questa volta l'attenzione si è posata sullo sviluppo rurale in Africa e in Italia. Vediamo che cosa è emerso. Esempi di terra buona, terra che produce e diventa modello di sviluppo grazie a idee locali o di chi arriva da fuori. L'incontro a Sesti Levante ha voluto unire il fenomeno migratorio al valore della terra. Particolare l'esempio di Agitu Idea Gudeta, etiope da 8 anni in Trentino, dove alleva le capre mochena in via di estinzione e produce alimenti biologici. Siamo in 3 perché lavoro anche con l'inserimento lavorativo per i rifugiati e quindi ad oggi abbiamo 2 dipendenti e poi abbiamo i ragazzi che vengono da tutto il mondo per fare esperienza di lavoro, di vita con noi. Agitu ha preso spunto dalla pastorizia nomade del suo paese e ha creato in Italia una microeconomia trasformando i terreni abbandonati in risorsa. Lei va avanti con passione, non la spaventano le minacce razziste. Può essere l'invidia perché una persona che viene da fuori è in grado di fare qualcosa di importante, di interessante, mentre loro a casa loro hanno abbandonato tutto, non hanno fatto nulla, magari sono anche disoccupati. Questo può dar fastidio, però ce ne frega ben poco. In Liguria è forte l'esempio del biodistretto della Val di Vara, un progetto che ha messo in rete 7 comuni. Produttori, associazioni e cooperative del biologico hanno fissato alcuni punti: non usare diserbanti, inserire prodotti bio nelle mense, favorire lo sviluppo dell'agricoltura e il lavoro giovanile. Risultati tutti raggiunti? Pensiamo di sì, perché adesso in Val di Vara, ed è una delle uniche situazioni italiane, abbiamo il 60% della superficie agricola che è coltivata con metodo biologico. Nel futuro su cosa lavorerete? Sulla diversificazione, quindi avere più prodotti di frutta, più prodotti trasformati, eventualmente anche cereali, insomma avere più prodotti. Nel 2019 Confini e Racconti toccherà altri temi come SPRAR, modello Riace e integrazione al femminile. Un buon risultato per un gruppo di cittadini nato in forma spontanea per trattare con intelligenza argomenti di attualità. Il gruppo si sta allargando, partecipano sempre più persone, la soddisfazione più grande è proprio questo, capire che non si è da soli a voler fare le cose in modo diverso, ma siamo veramente tanti e pieni di buona volontà. Rimaniamo in qualche modo in tema. Una delle strade più sicure e più umane di accoglienza e integrazione è quella dei corridoi umanitari che in questi anni hanno portato in Europa quasi 2000 persone. Il tema sarà il centro della puntata di Missione Mondo di questa sera, ospite la comunità di Sant'Egidio. Vediamo il servizio. Consentire ad una persona di riprendere a camminare con qualcuno che lo ha accolto e gli è amico. Sono questi i corridoi umanitari che portano in Italia gente in fuga dalla guerra con un regolare volo di linea e non su un barcone attraverso i cosiddetti viaggi della morte. Il modello è promosso dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Tavola Valdese e Comunità di Sant'Egidio.
Non prevede grossi centri, ma piccole ospitalità familiari in case e appartamenti messi a disposizione da privati, associazioni e soprattutto parrocchie. Così l'integrazione è davvero possibile. Vengono accolte dentro in una rete di amicizia. E questo è molto importante perché vuol dire iniziare un percorso di integrazione, un percorso che fa sì che le persone non vengano accolte in strutture ma in una rete appunto che è come una famiglia. Il grande pregio e diciamo il valore aggiunto di questo progetto che è proprio quello di non solo di salvare delle persone dalla guerra o da situazioni difficili e da viaggi molto pericolosi, ma è quello anche di creare questo tessuto, perché chi accoglie si rigenera, chi accoglie aprendosi inizia sta meglio, inizia ad allacciare delle relazioni e dei rapporti con chi è arrivato, e quindi le comunità che hanno accolto in questi anni sono delle comunità che sono cresciute, quindi accogliere fa anche bene non soltanto a chi viene accolto ma appunto a chi apre le porte di casa propria. Samir, siriano, è arrivato a Genova grazie ai corridoi umanitari. Il sogno era diventare parrucchiere, una tradizione di famiglia ostacolata dalla guerra. Ora in Italia lo sta realizzando. È venuto anche mio fratello, facciamo la scuola di italiano e adesso sto facendo anche il corso del parrucchiere, faccio un po' di lavoro. Ho iniziato di nuovo una vita tranquilla. La puntata di Missione Mondo, registrata in esterna quest'estate a Sestri Levante, come avete visto dalle immagini, inizierà alle ore 21:10 sul canale 15 di Telepace. Ora la cronaca, c'è una novità sull'operazione Caro Diario che ha già portato all'arresto di 4 persone e alla denuncia di altre 2. Ieri i carabinieri di Chiavari, dopo pressanti e ininterrotte ricerche, hanno rintracciato a Genova San Pier d'Arena e poi arrestato uno straniero di 43 anni, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e nulla facente. L'uomo è stato portato in carcere a Genova Marassi, è ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la stessa attività è stata notificata un'ordinanza nei confronti di una donna pregiudicata residente a Borzoli, sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora nel comune di Genova. L'operazione Caro Diario, lo ricordiamo, ha smantellato nei giorni scorsi una rete di spacciatori attiva nel Tigullio. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una mamma e sono iniziate oltre un anno fa. Un incidente mortale si è verificato questa mattina in A12 nel tratto tra Sarzana e Carrara. Diversi i mezzi coinvolti, tra cui un furgoncino condotto da un giovane di 32 anni che purtroppo è deceduto sul colpo. Altri 3 feriti, un uomo e 2 donne, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Massa. Sul posto il 118 di La Spezia, l'elicottero e i vigili del fuoco. È ancora da definire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 8:15 di stamani. Ci sono stati disagi al traffico autostradale, disagi anche in A10. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco infatti sono intervenuti intorno alle 14:20 per un incidente tra Arenzano e Cogoleto. Una vettura ha tamponato un furgone fermo per un guasto meccanico. Per fortuna gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo lievi ferite e sono scesi autonomamente dai veicoli. L'autostrada è rimasta chiusa per una quindicina di minuti. E siamo ora all'informazione religiosa della nostra diocesi. La confraternita di Santa Caterina a Sestri Levante ha festeggiato la titolare. Al termine delle celebrazioni in chiesa si è svolta la processione lungo le vie del centro. Vediamo. La festa di Santa Caterina per l'omonima confraternita di Sestri Levante è un'occasione che conclude idealmente il cammino dell'anno, richiamando amici e confratelli anche dalle località limitrofe. Il triduo di preparazione culmina nella giornata di festa in cui il gruppo si riunisce nella chiesa di San Pietro in Vincoli per la celebrazione dell'Eucaristia e poi si muove processionalmente nel centro della città. Quest'anno la messa domenicale è stata presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. In processione vengono portati 3 crocifissi lignei della confraternita di Santa Caterina e il crocifisso del Carmelo. È una festa molto sentita nel centro storico e poi è l'ultima festa dell'anno. Sono tante sia le confraternite della Liguria perché arrivano dalla provincia di Spezia, di Genova e anche di Chiavari e insieme festeggiamo la nostra patrona. Il percorso lungo le vie del centro sestrese ha richiamato l'attenzione di molte persone, passanti ma non solo, anche residenti legati a questa antica tradizione. È nostra tradizione trasportare i crocifissi come testimonianza, c'è tante persone anziane che non possono partecipare alla nostra festa e allora quando vedono passare il crocifisso sotto le finestre si avvicinano, si segnano con la croce, gli sembra un po' di ricordare ancora il loro passato. Ecco.
Archiviati i festeggiamenti, l'attenzione dei confratelli si sposta ora sulle imminenti festività natalizie e sulla mostra allestita a Palazzo Reale di Genova, dove è stata portata la cassa processionale del martirio di Santa Caterina. È un nostro vanto che questa nostra statua venga richiesta e noi abbiamo pensato di organizzare un pullman per coloro che hanno piacere di andare a vederla. E inoltre poi ci sarà il presepe, il nostro presepe genovese, che è sempre molto apprezzato e in qualche modo i proventi del presepe ci servono perché abbiamo avuto qualche problema durante l'ultimo maltempo e cercheremo di restaurare il tetto e altre pertinenze dell'oratorio, sperando che anche all'aiuto delle persone. Da sabato prossimo e fino al 10 di dicembre sarà possibile visitare la mostra Mercato Missionari allestita dall'Ordine Francescano Secolare nella sala Baldassarre del Santuario di Sant'Antonio, siamo a Chiavari in via San Francesco. Il ricavato sarà destinato alle missioni francescane in Terra Santa e in Burundi e all'opera dei frati di Assisi per i minori disagiati. La mostra si può visitare dalle 14:30 alle 18. Cambiamo tema, parliamo del concorso Mieli dei parchi di Liguria che quest'anno ha avuto come ente capofila il Parco dell'Aveto, premiazione che si è svolta nel comune di Ne dove i produttori hanno ricevuto i riconoscimenti corrispondenti a 1, 2 o 3 apine d'oro. Il mondo degli apicoltori è una realtà importante del segmento agricolo della nostra regione in continua crescita ma non senza difficoltà. Sentiamo. Il mondo delle api è una realtà sommersa e importante della regione Liguria. Sono circa 1700 gli apicoltori che si dedicano a questa attività, che racchiude in sé un aspetto produttivo e al tempo stesso un equilibrio biologico attraverso l'impollinazione. A sostegno di questo sistema esistono dei finanziamenti regionali volti ad incentivare il settore. Ci sono questi finanziamenti che consentono all'apicoltore di acquistare attrezzature tipo arnie, comprare le api che sono il motore della propria azienda, comprare attrezzature per lavorare meglio. Altri finanziamenti sono dedicati alla formazione e all'informazione degli apicoltori. Come tutte le attività agricole, l'apicoltura è soggetta agli eventi climatici in continua evoluzione. Il problema della siccità a fine estate significa che le api non possono fare la covata che diventerà le api invernali, quelle che devono durare più mesi. Quindi se c'è siccità, se c'è il deserto, non ci sono alberi, non ci sono fiori da bottinare e di cosa si nutrono le api, come fanno a nutrire la covata. E lo stesso questa primavera c'è stata una gelata a inizio marzo e anche lì abbiamo rischiato. Dal 2015 in Liguria è stato avviato il progetto Life Stop Vespa per osteggiare l'avanzata della vespa velutina, calabrone asiatico che si nutre di api. Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, giungerà a compimento nel luglio 2019 e mira a contenere la proliferazione della vespa attraverso l'utilizzo di un radar armonico. Il radar armonico è uno strumento innovativo sviluppato dal Politecnico di Torino e serve per seguire il volo dei calabroni dall'apiario ai nidi, per poi quindi individuare la posizione dei nidi e poterli rimuovere prima della riproduzione della specie. A fronte di tutte le difficoltà, gli apicoltori che portano avanti questo segmento di agricoltura sono mossi da un unico motore, la passione. È un mondo incredibile, ogni giorno impari sempre qualcosa. Ti serve parecchia curiosità perché, per capire appunto come si comporta l'ape, perché l'ape è un animale incredibile e quindi di fatto ti insegna proprio a comportarti di fatto. Bisogna che i valori di base, quelli di fondo eccetera, ci siano ancora tutti. Se è destinato solo alla produzione, costi quel che costi, perde qualcosa, sia in favolismo ma anche in pratica. È sbarcato questa mattina intorno alle 9:30 l'albero di Natale che da sabato 8 dicembre illuminerà la piazzetta di Portofino. Il grosso abete ha viaggiato a bordo di un camion, imbarcato poi sulla nave Cnusa della compagnia Blue Navy. È una pianta alta circa 13 metri, donata insieme ad altri 3 alberi e d'ora in poi daranno al borgo più famoso al mondo un'incantevole atmosfera natalizia. Almeno questo nelle parole del sindaco Matteo Viacava, che ha espresso grande soddisfazione. Durante il viaggio di ritorno, infine, la Cnusa ha trasportato le ultime auto rimaste nell'autosilo
sgomberando del tutto il parco coperto di Piazza della Libertà. E anche Santa Margherita Ligure, nonostante le difficoltà dovute alla mareggiata, si prepara al Natale. In particolar modo i punti critici più urgenti sono la strada per paraggi, gli interventi al depuratore e il ripristino della diga foranea del porto. Nel frattempo però si stanno allestendo le casette del Santa Claus Village, la cui inaugurazione è fissata per venerdì 7 dicembre alle ore 12. L'auspicio dell'amministrazione è che tanti visitatori si rechino a Santa Margherita Ligure in occasione delle festività. E ora vediamo gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 29 novembre. Hashtag la competenza è un gioco da ragazzi. Con questo slogan Confindustria Genova propone una mattinata di testimonianze su scuola e industria nel Tigullio, attività di impresa, preparazione scolastica e il mondo del lavoro. Inizia alle 9 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Seconda giornata di Open Day per l'ente di formazione professionale Forma di Corso Millo a Chiavari. Dalle 14 alle 17 apre le sue porte a famiglie e studenti per fornire informazioni sui corsi triennali per operatori di impianti termo-idraulici. L'Accademia Culturale di Rapallo propone una lezione su Kuhn, Vita Eterna. L'incontro a cura di Paolo De Lucia avrà inizio alle 16 nella sede di Villa Quairolo. Proseguono i laboratori di pittura per bambini dai 5 ai 12 anni promossi dall'artista Maria Rocca dal titolo Paesaggi di mare. Dalle 16:45 alle 18:15 nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso sarà affrontato il tema dei segni nautici. Ed infine alle 21 al Teatro Comunale di Sori si terrà la rappresentazione Tecnofilo Technology and Me di e con Marco Paolini. Ricorre oggi una data storica per il Consiglio Comunale di Rapallo. Il 28 novembre del 1948, infatti, il Consiglio, riunitosi in seduta solenne con il primo sindaco Giovanni Maggio, deliberò l'inclusione del monogramma mariano nello stemma comunale. La decisione assunta all'unanimità fu accolta con un applauso corale accompagnato dal suono delle campane. Con questa decisione si volle festeggiare la fine della guerra e la ritrovata libertà, il riconoscimento del sacrificio di tanti soldati, ma anche festeggiare la patrona, un ruolo per gli scampati pericoli del passato e per la protezione futura. A 70 anni da questo evento, il Circolo Culturale La Pulce ha proposto al sindaco che all'inizio del prossimo Consiglio Comunale venga data lettura solenne del verbale della seduta del 1948, seguita dal suono della campana della Torre Civica, della parrocchia e del santuario di Montallegro. Concludiamo con una notizia di sport, parliamo di calcio. Oggi la Virtus Entella ha pareggiato 1-1 a Cuneo nel recupero infrasettimanale della quarta giornata di Serie C. A segno Mota Carvaio al 52esimo e poi all'88esimo è arrivata la sfortunata autorete di Pellicer che ha deviato in porta un tiro cross spiazzando il portiere. Al contrario di Siena, si legge sul sito della Virtus Entella, resta il punto preso su un campo mai facile contro un avversario che era in serie positiva da diverse settimane. Resta tuttavia da verificare la situazione relativa alla doppia ammonizione ricevuta da Paolini del Cuneo, che è rimasto inspiegabilmente in campo nonostante appunto il doppio giallo. La società infatti ha gli estremi per poter fare ricorso. Ad oggi comunque la Virtus Entella consolida il quinto posto con 19 punti. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio la puntata di Missione Mondo, l'informazione torna domani con il buongiorno di Telepace alle 7:30 condotto da Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.